Ciao, eccoci qui per una nuova prima impressione recensione in cui utilizzo tutti gli ombretti. Infatti vi ho fatto 4 look in cui di base voglio mostrarvi che colorazioni sono gli ombretti di questa palette sugli occhi. Dal sito di Look Fantastic ho preso la Xino Palette di Natasha Denona. L'ho presa dal sito di Look Fantastic perché è uscita sul sito di Look Fantastic, nel senso che Sephora, non so da voi, ma a me continua a dirmi che le spedizioni a domicilio sono momentaneamente sospese. Il fatto è che nel momento in cui sto registrando questo video sono già 10 giorni che sono sospese, per cui non so cosa stia combinando realmente Sephora, perché personalmente io ho un Sephora qui vicino, però non tiene tutti i prodotti come invece certe volte riesco a fare sul sito. Per cui lasciamo perdere il discorso di Sephora, vedremo nei giorni se riattivano queste consegne a domicilio, altrimenti, come ho fatto con questa palette, devo girarmi un po' su altri discorsi. Io spererei di no, perché in questi giorni ho anche provato la skincare di Drunk Elephant e mi piace come marchio, per cui non so se Drunk Elephant, eventualmente se Sephora fa tutto questo macello, se riesco a recuperarla da un'altra parte. Comunque questo è tutto un altro discorso. Torniamo sul perché di questo video. Allora, in questo video vi voglio far vedere come performa questa palette di Natasha Denona. Questo è il pack esterno cartonato, molto carino, dà già l'idea del nero, perché infatti mi vedete già come sono truccata oggi. Vi faccio vedere la palette esternamente, che è uguale al cartonato, solamente che dà un effetto luccicoso. Come al solito queste palette c'hanno dietro che si possono esportare le cialline, c'è lo specchio, si apre maggiormente così, e queste sarebbero le cialline di questa palette. Allora, se proseguite nel video, un'idea che mi sono fatta provando questa palette è stato che, vedendo gli swatch che avevo visto come presentazione di questa palette, sono un po' rimasta un po' delusa, perché me l'immaginavo più, qualche cialdina più luminosa, nel senso che, per esempio, che ho fatto un look con questo e con questo ho visto quella luminosità che ho visto anche negli swatch di presentazioni, però gli altri colori sì, mi piacciono. Se piace il nero e il grigio si riescono a fare bei abbinamenti, nel senso che abbinando le varie cialdine con cui ho fatto il look ho visto armonia nel passare da un colore all'altro, per cui questa cosa mi è piaciuto, per cui nulla a togliere se possono piacere queste colorazioni che giocano sul nero e sul grigio. In questo caso ci sono andata giù pesante, perché rispetto ai video che vi ho fatto vedere, scusate, alle prossime clip in cui vi faccio vedere le cialdine singolarmente, che texture e che colore possono diventare sull'occhio, in questo caso ho utilizzato due colori uno sopra l'altro, come avevo visto fare in qualche video. Praticamente, a parte il discorso qui della sfumatura, perché c'è un altro discorso per quanto riguarda le sfumature qui sopra, che io di solito ci gioco sull'opaco. Come colore intermedio grigio c'è solo questo opaco, gli altri questi che vedete qui non sono opachi. Adesso non so se la videocamera ve li faccia notare, però hanno di base anche dello shimmer, per cui veramente opaco di grigio c'è solamente questo, che è il colore intermedio che vi ho fatto vedere, che io in look più tenui di questo ho utilizzato per dare profondità allo sguardo con un colore opaco, perché altrimenti questi colori che io ho messo nella parte qui esterna
nei look che vi faccio vedere sono tutti colori più scuri. Ok, mettendoli con il pennellino e sfumandoli non sono così intensi come si vedono qui, però sempre un colore scuro e sempre non è di base opaco. Tornando al discorso del look pesante che vi ho fatto oggi, può piacere, perché per carità può piacere, ho fatto quello che ho visto fare adesso ho scelto altri colori perché non sapevo di base quale nero che avessi utilizzato. Comunque sulla palpebra mobile mi sono fatta una base con questo colore qui, proprio su tutto l'occhio della palpebra mobile, e sopra ci ho messo questi qui, questo grigio, sia messo con il pennello che con le dita. Su di me mi ha dato lo stesso effetto, vedete che dà questo effetto di luccicare, per cui sotto il nero fa come base per intensificare questo colore, e questo sarebbe l'effetto che ho ottenuto. Infatti poi sono andata avanti col look perché mi ha ispirato fare anche la parte sotto, fare qualcosa di più completo, perché sì, si riescono a fare look più leggeri, perché ve li faccio vedere più o meno quando provo ad utilizzare le varie cialdine, però in questo modo richiama un look più intenso, più sofisticato, e questo comunque sarebbe il risultato di quello che sono riuscita ad ottenere con questa palette, che lo potete vedere anche nel resto del video, in cui vi faccio vedere singolarmente, cialdina per cialdina, 4 look, giusto per rendervi conto come può essere sull'occhio queste cialdine, senza fare il discorso della base scura per poi intensificare il chiaro, proprio cialdina per cialdina, che look che ci possono risultare. Io in questo caso, giusto per darvi un'idea di quello che ho fatto, poi ho dato coi cupi aro nero, ho fatto il sotto e qui davanti e qui dietro. Qui davanti ho utilizzato un cupi aro marrone, mascara nero, che ci vuole un mascara bello intenso che dia veramente importanza alle ciglia, perché altrimenti con la base sotto scura le ciglia tendono a sparire e a non essere più presente. Per un po' di colore sulle punte delle ciglia mi sono messa questo mascara di Diego Dalla Palma. Invece le labbra ho utilizzato prodotti di Kiko, questa matita 404 e il rossetto numero 01 della collezione Create Your Balance, e questo sarebbe quello che sono riuscita a realizzare. Come vi dicevo, per carità il look ci sta, dà importanza agli occhi, si vede un look bello presente, però sono quei look, sì, faccio quella sera questo look, ma presentarmi di giorno così, ci penso un po' proprio nell'intensità e nell'insieme che ho fatto. Certo è che, come vi ripeto nel proseguire del video, utilizzando altre cialdine, stando meno pesante con il tutto, si riesce anche ad ottenere qualcosa di più leggero. Io vi lascio al resto del video, così potete rendervi conto anche voi come sono queste cialdine. Io vi ripeto che per un mio gusto personale, da quello che avevo visto sugli swatch, mi sono rimasta un po' delusa, perché mi aspettavo forse qualcosa di diverso. Diciamo che questi swatch mi hanno portata ad un'idea che poi, utilizzandola cialdina per cialdina, mi porta ad un altro risultato. Non che mi dispiace, pensando a un uso anche quotidiano di questa palette, però c'è stato un po' di traballamento sul giudicare questa palette per il discorso tra un po' di divisione tra gli swatch che avevo visto e quello che realmente la palette riesce a fare sugli occhi. Ok, vi lascio al resto del video, così potete rendervi conto anche voi come sono queste cialdine e farvi anche voi la vostra opinione di come può essere questa palette. Vi ricordo, vi ripeto, che io l'ho presa da Look Fantastic,
perché su Sephora per il momento in cui c'è stata l'uscita di questa palette non è stata presentata sul sito di Sephora, anche se tiene il marchio Natasha Denona. Ok, vi lascio il resto del video. Inizio ad utilizzare questa palette partendo da questo colore chiaro opaco, che lo appoggio sia qui sopra che un po' in questa zona. Prendo questo grigio sempre opaco e ci faccio sia la sfumatura per dare profondità e anche lo sfumo all'esterno. Palpebra mobile, questa parte qui vado di questo colore. Questo è un colore luminoso, ce ne sono di più luminosi guardandoli da cialdina. Questo sarebbe il luminoso, quelli più leggeri. Vedete, io adesso ho utilizzato, aspettate se che vi trovo nell'inquadratura, ho utilizzato questo. Da cialdina è luminoso, però guardando la cialdina per esempio questo è più luminoso. Parte centrale questo grigio, vedete che messi sugli occhi mi dà quasi l'impressione che siano quasi simili, diciamo, eppure ho utilizzato questo e questo. Però poi messi sugli occhi danno questo effetto. Ok, in questo punto si nota un po' di chiaro se mi giro con l'occhio così, però vedete che in base a come mi giro sono molto simili. Per la parte esterna, per il discorso sempre di profondità, ci metto questo colore. Diciamo che su questa palette devono piacere i grigi perché c'è un vero range di grigi. Vedete che anche questo colore, fatta una sola applicazione, questo sarebbe il scuro che riesco ad ottenere. Provo ad aumentare l'applicazione. Vedete che nell'insieme mi piace la sfumatura perché si compensano bene tutti e tre i colori, dal più chiaro al più scuro. Nell'altro occhio, nella parte qui sopra, visto che ci sono tre colori opachi chiari, che non l'ho mai provata, per cui è la prima volta che la provo, però guardandola da cialdina mi dà l'impressione che andrebbero messi bene qui questo tipo di colorazioni, per cui adesso prendo questo che è sempre un colore opaco e lo appoggio anche questo qui, ma forse nell'occhio precedente questo è più adatto, perché infatti mi sono già abbassata nel mettere questo colore perché già lo vedo più scuro rispetto a questo, ma visto che non l'avevo mai usata mi era venuta questa idea guardando la cialdina, però diciamo che ho già cambiato idea e mi sono già messa con questo colore in questa parte dell'occhio. Poi con il colore che ho messo in quest'occhio, questo qui, questo lo rimetto anche qui. Infatti lo riprendo, che sarebbe questo colore qui, e lo appoggio qui sopra perché da cialdina mi dava un'idea, però mi sono accorta che mettendolo sull'occhio per un mio gusto andavo troppo sul scuro, vedete che invece così è più armonico il tutto. Per quanto riguarda questo discorso di dare profondità allo sguardo, ritorno sul grigio di prima perché è l'unico colore opaco che sia un po' scuro,
perché gli altri colori, anche se ci sono altri colori scuri nella palette, non sono opachi. Vedete che in questo modo ho dato profondità allo sguardo e questa volta invece ho fatto il giro con tre colori. Allora adesso nella parte qui davanti ci provo con questo e vedete che anche questo rispetto a quello che ho usato di qua, questo dà già più luce, perché continuo a dirvi che non li ho mai messi né swatchati né provati sugli occhi, per cui quello che sto facendo in questo video è quello che mi sono un po' organizzata guardando le cialdine. Parte centrale ci provo con questo, perché ho visto dei tutorial in cui mettono il colore scuro come base e poi sopra ci mettono questi glitter. Per farvi un esempio, io li sto utilizzando singolarmente anche per il fatto che voglio rendermi conto singolarmente che tipo di effetto che fanno sull'occhio. Vedete che questi due colori che ho messo anche in questo caso danno molta armonia al tutto. Per quanto riguarda la parte esterna ci vado di questo colore. È un colore scuro per cui mi va bene metterlo nella parte esterna, però come vedete che non è completamente opaco, perché questo sarebbe un colore opaco che è quello che ho messo nella piega per dare più profondità, mentre vedete che questo qui dà l'effetto di essere satinato guardandolo così. Però vedete che il punto di scuro c'è. Rifaccio un secondo strato giusto per intensificare un po' questo punto, però vedete questo sarebbe dopo due strati questo colore scuro. Diciamo che a me va bene così perché mi piace stratificare il prodotto, però guardandolo da cialdina poi passandolo a messo qui sull'occhio con due strati, vedete che mi dà quasi l'impressione che sia più chiaro di quello che ci si aspetta guardando la cialdina. Comunque questi sarebbero i primi due look provando questa palette. Di certo nessuno, né l'opaco né il luminoso né la parte qui finale, non mi ha fatto da nessuna parte fallout. Ok, mi strucco questa prima prova e ne faccio altri due, così utilizziamo tutte le cialdine. Riprendiamo con altri due look, riprendo il colore chiaro e lo metto qui sopra. Visto che ci sono, me lo preparo anche sull'altro occhio. Per quanto riguarda fare un po' di sfumatura ampia, prendo questo colore e me lo metto anche questo su entrambi gli occhi. Poi cambio il discorso sulla palpebra mobile, perché in questo caso guardando le cialdine avrei fatto lo stesso abbinamento per quanto riguarda le sfumature degli opachi. E per finire riprendo il grigio che avevo già utilizzato prima e lo utilizzo come ho fatto nei due look precedenti, da mettere in questo punto per dare anche profondità allo sguardo. Passiamo alla palpebra mobile. Allora, per quanto riguarda un look,
nella parte iniziale dell'occhio, quello dove ho bisogno di più luce, prendo questo. In questo caso ci ho già fatto 3 strati e questo sarebbe il risultato di questo colore. Parte centrale ci vado di questo. E anche in questo caso vedete il discorso dei 2 colori, qui ne ho messo uno, qui ne ho messo un altro. Guardandoli da cialdina, uno è questo e l'altro è questo sarebbe quello che ho messo al centro e questo sarebbe l'effetto che mi dà. Adesso non so se è un discorso della videocamera, però mi sto guardando anche sullo specchio qui della palette e mi dà l'impressione che siano come nel resto, anche negli altri 2 look che vi ho fatto vedere, poca differenza di tono tra i due. Ok, mi piace il discorso del creare armonia tra i vari colori, però mi aspettavo più differenza. Per finire questo colore nella parte esterna. Vedete che con un primo strato stavo sbagliando cialdina nell'andare a riprendere il colore. Vedete che anche questo colore messo qui si sfuma bene. Guardandolo da cialdina, come gli altri che ho messo in questo punto, mi dà l'impressione che fossero più scuri, però poi mettendoli con io almeno uso i pennelli, specialmente in questo punto per essere più precisa, però come vedete da cialdina alla realtà di messo il colore sulla palpebra mi dà l'impressione che perdano molta di intensità. Per quanto riguarda l'altro occhio mi mancano 2 cialdine luminose, allora nella parte interna dell'occhio vado di questo. Di questo colore ci ho già fatto 2 strati con il pennello, però lo vedo molto sì, mi vedo i brillantini, però poca base colore. Provo a prenderlo con le dita, che sarebbe questo il colore, e vediamo se con le dita dà un altro effetto. Ok, ho riempito di più, che adesso noto più base colore oltre che alla luminosità, però c'è il discorso che in questo punto facendo con le dita è molto più facile arrivare anche qua sotto. Per finire metto questo colore che è, come vedete, un nero luminoso. Lo provo con il pennello. E qui di prima forse ne ho preso anche troppo su il pennello, però vedete che come prima applicazione mi sono trovata varie colori e qui come vedete mi ha fatto un po' di fallout. Come colore, vedendolo così, comunque mi piace, perché vedete ha quell'effetto che diventa un grigio luminoso scuro che mi piace come texture. Con il pennello ho ripreso un po' del colore qui chiaro per sfumare i due. Devo dire che questo look mi piace. Mi piace questa sorta di chiaro qui, questa sorta di sì colore scuro però luminoso che rompe quell'effetto proprio completamente scuro che un colore scuro può dare. Veramente molto interessante questa cialdina. Finito, abbiamo utilizzato tutte le cialdine.
Allora, se penso, a parte che io ne ho fatto un uso, come vi ho detto, di colore per colore messo direttamente sull'occhio, in cui sotto c'ho un leggero primer e un po' di cipria. Però vi devo dire che, allora, di base mi piacciono, perché l'idea di questi grigi mi piace l'idea, però se devo pensare a quello che ho visto negli swatch, io personalmente rimango un po' delusa, perché a parte questo, che vedo luminosità sia davanti che dietro, che mi dà proprio l'idea di quello che potrei aver visto negli swatch, gli altri look sì, mi piacciono, ci stanno, sono colori armoniosi tra di loro, però pensando agli swatch che ho visto in giro come presentazione di questa palette, io personalmente ci rimango un po' delusa, perché su questi look penso che si possa notare la differenza. Qui noto quel punto di luce, quel brio in più che ho visto anche negli swatch. Qui sì, mi piacciono, però vedete che sono colori meno luminosi. Qui poi anche un discorso di personale, se piacciono i colori più o meno luminosi. Diciamo che io, come vi avevo detto nell'altra clip, qui devono piacere i grigi, perché gira o rigira la base di questa palette è il grigio, per cui deve piacere la tonalità del grigio. Ok, mi strucco anche questi due look e vi registro l'inizio e la fine di questo video. Ed eccoci qui per la conclusione di questa prima impressione, recensione, primo utilizzo di questi ombretti, come vi ho fatto vedere nei 4 look precedenti. Allora, diciamo che di per sé la palette vista così mi piace. Mi devo un po' abituare al discorso di queste cialdine, perché come vedete in questo caso ho creato qualcosa di molto scuro, per cui penso che questa palette sia anche rivolta a chi piace fare trucchi smoky con il nero. Secondo me questa è la base principale per cui è stata creata questa palette. Mi piace il risultato, sì, mi piace, è quel look vistoso che si super nota perché è nero e scuro, me lo vedo bene addosso, sì, però sono quei look che non utilizzerei tutti i giorni, perché un giorno dico sì, mi scurisco l'occhio così, poi altri giorni mi piacciono colori più tenui, diciamo, come texture, tonalità, perché il nero è un colore che si nota prepotentemente, per cui questo sarebbe comunque uno eventuale risultato di un altro look creato con questa palette. Poi qui sta proprio a decidere se interessa questo tipo di colorazioni che sono di base nero e grigio. C'è questa tonalità che è un po' diversa dal grigio nero, perché all'interno del rosa, che abbastanza si nota almeno guardando la palette, però il resto è tutto un giocare tra neri e grigi. Ok, io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!